Mercoledì 31 luglio 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre la prima pagina del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda una buona notizia per quanto riguarda il turismo in provincia di Belluno e i comuni del territorio bellunese. Tassa di soggiorno, Cortina doppia tutti. Il bellunese incassa in tutto 4,6 milioni di euro che finanziano la promozione turistica, gli yacht e gli eventi. Alla Regina la metà dell'introito provinciale, investiamo in marketing. In provincia di Belluno si calcolano entrate per 4,6 milioni di euro, di cui 2,2 milioni solo a Cortina. 5 anni fa nel bellunese si raccoglievano 3 milioni e 170 mila euro. La variazione è stata dell'11,9% fra il 2019 e il 2022 e del 35,7% fra il 2022 e il 2023, con un record del 105% a Livinallongo, dove la tassa somma mezzo milione all'anno. Il terzo comune è Falcade con 260 mila euro. L'approfondimento di Dalmas a pagina 15. Sanità bellunese. L'USL riaprirà il reparto di alcologia. Il commissario Dalbena ha preso contatti con l'Università di Padova. C'è interesse. L'approfondimento di Marcella Corrà a pagina 29. L'intervista al geologo, studio sul Vanoi, manca l'analisi dei due versanti. Alfonso Tollardo e il progetto del consorzio del Brenta, non distruggete l'oasi selvaggia. L'approfondimento a pagina 23. E la foto di copertina ci porta a Cortina d'Ampezzo. Il 31 luglio 1954 Lacedelli e compagnoni giunsero in cima alla vetta. Oggi la cerimonia alla conchiglia. In questo scatto la foto del 31 luglio 2004, tutti in rosso in piazza di Bona a Cortina per celebrare i 50 anni dell'impresa. Siamo arrivati in questo caso ai 70 anni che, lo avete sentito, saranno celebrati questa sera a Cortina d'Ampezzo. Economia bellunese, ceramica, dolomite, c'è l'accordo per il rilancio e la cassa straordinaria. L'approfondimento di Paola Dallanese lo troveremo a pagina 13. Queste dunque le principali notizie dedicate alla provincia di Belluno riportate sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano è identica a quella trovata sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, riferita alla tassa di soggiorno a quasi 5 milioni per il territorio bellunese. E ancora molte criticità, il CAI boccia la diga del Vanoi, il direttivo nazionale, la sezione di Feltre, tuteliamo la montagna. La foto di copertina invece ci porta ad Auronzo di Cadore. Si è staccata di sera, evitata una tragedia. Forcella Giralba, Maxi Frana, è a rischio la Camignada. Una rovinosa frana si è staccata verso le 21 di lunedì dal gruppo della Croda dei Toni sul sentiero 101 che collega il rifugio Comici, comune di Sesto, con il rifugio Carducci. A rischio la Camignada, l'evento podistico di domenica. E vediamo appunto in questo scatto un momento del distaccamento di questa frana appunto sulla Forcella Giralba. L'approfondimento di Giuseppini lo troveremo da pagina 9 a pagina 11. Belluno, vaccini dei pellegrini, smentisce Roccon, fatto di carattere politico che interessa il capoluogo bellunese. Borgo Valbelluna, ceramica dolomite 69 in cassa integrazione. Notizia trovata anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Come queste due, Auronzo dopo anni torna al reparto di alcologia. Cortina, la città festeggia la conquista del K2, prima scesa nel 54 e ritorno nel 2004. Per quanto riguarda lo sport, questo è il richiamo, Feltre Rugby, 4 rinforzi per costruire il progetto promozione. La cultura, in questo caso una notizia che riguarda la nostra associazione Immigrazione, primo capraro audiogiro del Belluno, Museo Interattivo dell'Immigrazione, per ripercorrere un'epopea. L'approfondimento a pagina 15. E ancora soccorsi in montagna, 9 missioni in un giorno, Falco, record di interventi. Malori, cadute, incidenti, anche ieri superlavoro per la rete di emergenza urgenza USL, sfiorati i numeri di Ferragosto del 2023. L'approfondimento a pagina 8. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. A pagina 2, Bob Bufera sul rinvio della decisione. Su decisione della maggioranza slittano il voto sul documento del centro-sinistra per dire no all'utilizzo dei fondi di confine. La decisione comunicata dal presidente Roberto Padrini, che intende aspettare l'assemblea dei sindaci il 2 agosto.
Sorpresa, pur dicendosi contrario all'uso dei fondi di comuni di confine FCC, questa è la loro sigla, per la gestione e manutenzione ventennale della pista da bob e quindi essendo di fatto d'accordo con l'ordine del giorno presentato dal gruppo di minoranza Futura Centrosinistra bellunese, nel Consiglio provinciale andato in scena ieri pomeriggio, il presidente Roberto Padrin e la sua maggioranza hanno chiesto di rinviare la discussione sul tema, perché finora non è stato possibile sentire i sindaci, l'assemblea è convocata per il prossimo 2 agosto. Polemica anche sul regolamento che non consente alla minoranza di opporsi al cambio di programma. E ancora da questa pagina del Gazzettino di Belluno, il filò si fa anche online, il patrimonio linguistico ladino diventa digitale. Il presidente Padrin, l'operazione non è semplice nostalgia, è un pezzo della nostra identità che viene preservato. Venerdì l'addio a Manu, l'omaggio del Consiglio Comunale, intanto procede l'inchiesta con verifiche sui piani di sicurezza e spunta l'incidente dell'anno scorso. Si terranno venerdì alle 10.30 i funerali di Manuele Micheletto, 40 anni di Belluno, il volontario travolto dal carrello nella corsa automobilistica Alpe del Nevegal che si è tenuta domenica 28 luglio. La cerimonia d'addio si farà nella chiesa di Santo Stefano, quartiere dove abitava e dove risiede la famiglia. Nelle epigrafi apparse ieri in città il messaggio: un grazie a tutti coloro che vorranno onorare il nostro Manu. Saranno consulenze ed accertamenti sui mezzi sotto sequestro, sulla dinamica e sul piano di sicurezza della corsa. A chiarire quello che è successo, il procuratore facente funzioni Roberta Gallego ha dato delega di indagine alla polizia stradale che sta sentendo testimoni e passando al vaglio tutti i particolari di quella giornata. Al momento c'è un unico indagato nell'inchiesta aperta per omicidio stradale e lesioni stradali gravissime, è Davide Silvestrel, figlio del presidente dell'associazione organizzatrice dell'evento Latracime Promotor. Era lui quel giorno alla guida del furgone bianco con al traino il carrello che stava salendo sulla provinciale 31 del Nevegal. Erano circa le 16 quando, in corrispondenza di una curva, il carrello si è staccato. I due volontari, per causa al vaglio, vengono travolti e schiacciati dal mezzo. Micheletto è morto sul colpo. Candiago è stato subito ritrasportato in codice rosso all'ospedale. Pagina 3, tassa di soggiorno record, Cortina regina di incassi, metà degli introiti che si fanno in provincia vanno nelle casse comunali del comune ampezzano davanti a Livinallongo, Auronzo, Alleghe e Belluno. Il bellunese è quarto in Veneto per entrate e le previsioni per il 2024 puntano a un totale di 4,6 milioni di euro. Hotel, agosto è quasi sold out, occupazione oltre il 90%, il presidente di Federalberghi De Cassan, una buona fetta di mercato da Stati Uniti, Asia e Europa ha fatto lievitare le prenotazioni. Continuiamo con pagina 5, fuoco incrociato sulla giunta, non rispondete alle domande. In consiglio la richiesta di spiegazioni sulle esternazioni Novax dell'assessore De Pellegrini, il sindaco si dissocia da Roccon ma non convince i consiglieri. Si è discusso per il documento contro i fondi per la pista da bob, bocciato dalla minoranza, nel mirino delle opposizioni anche fondazioni, teatri e pastasciutta antifascista. La voce delle minoranze, manca l'ascolto e il dialogo, ce lo dicono i cittadini, pochi contenuti e idee. Le opposizioni prima del Consiglio hanno esposto una serie di critiche alla Giunta, così non va. Passiamo da Belluno a Feltre, Pont, traffico sempre in tilt, più movieri, oggi il semaforo. ANAS spiega che oggi saranno attivati gli impianti di regolazione viabilità, ieri code da Piovene a Busche e attese anche di 30 minuti, raffica di proteste. Notizia di spalle, così accoglieremo i giovani europei nella nostra città, il gemellaggio con Under 27 la prima settimana di agosto. E sempre da Feltre, musica e bandiere, questa sera festa nei quartieri, il Palio entra nel vivo e la caccia ai 15 ducati è iniziata, siamo pronti a giocarcelo. Si parla del Vannoi, a pagina 7, il CAI boccia la diga, molte criticità in una delibera, il club feltrino e anche quello nazionale esprimono parere negativo sulla costruzione del bacino, sollevando e formalizzando una serie di questioni partecipate al dibattito pubblico avviato dal Consorzio di Bonifica del Brenta. Il presidente De Simoi: noi tuteliamo l'ambiente montano e diciamo no per una serie di ragioni. Seren del Grappa, un orso fotografato a Guizza, continua il viaggio dell'orso nel feltrino, è stato avvistato con fototrappole in località Guizza, ha eccecato Seren del Grappa. Dopo gli esemplari passati per lo Zoldano, il plantigrado è stato avvistato diverse volte tra il massiccio del Grappa, Seren e Fonzaso. Borgo Valbelluna, pagina 8 del Gazzettino di Belluno, addio all'artista Renato Scarton, in eredità decenni di opere pittoriche. Aveva partecipato a diverse rassegne anche all'estero, il funerale si terrà domani alle 10 nella chiesa di Carve.
Sempre da Borgo Valbelluna, accordo alla ceramica Dolomite 69 in cassa integrazione, ridimensionati i costi fissi e ancora al pago malori e incidenti, sfiorato il record di interventi. In questo caso la notizia viene data dal Soccorso Alpino, inerente ovviamente al numeroso flusso di turisti che in questo periodo ovviamente coinvolgono l'intero territorio bellunese e principalmente le zone di montagna. E a proposito di montagna, siamo ad Auronzo di Cadore, frana sulla Forcella Giralda, era sera tragedia sfiorata. Se i detriti fossero scesi a valle di giorno avrebbero potuto travolgere degli alpinisti, sopralluoghi in elicottero in corso per valutare la pericolosità dei tracciati. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, vediamo appunto le foto scattate dagli escursionisti poi pubblicate su social, si intravede la nube nel mezzo del ghiaione, siamo appunto nella Forcella Giralba. Nel contempo è in forse la percorribilità del tratto interessato dal crollo della Camignada, poi si rifugge che si terrà domenica. Ieri si è alzato in volo da Bolzano un elicottero per un sopralluogo della zona da parte di personale esperto. Oggi ne è previsto un altro da parte dell'organizzazione del CAI di Auronzo e quindi della decisione se variare il percorso. Del resto già anni fa, a seguito di fortissime precipitazioni, era stato interdetto il sentiero lungo la Val Giralba ed era stato adottato un piano B con la discesa da Rifugio Pian di Cengia lungo l'omonima valle fino a intercettare il sentiero che scende dal Rifugio Auronzo lungo il vallone fino in Val Marzon. San Pietro di Cadore, 2 nuovi stalli per auto elettriche e mare, e ancora da Auronzo l'ospedale di comunità è pronto, ora l'alcologia. Terminati i lavori al secondo piano, speranze per il quarto. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi. Concentriamoci in merito alle notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 15, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno: yacht marketing nei paesi più belli, così investiamo i 4,6 milioni di euro. Cortina incassa la metà delle entrate provinciali, noi puntiamo sulla promozione e i grandi eventi. E troverete in questa pagina anche tutti i comuni che hanno incassato la tassa di soggiorno nel bellunese riferita appunto all'annata 2022 e 2023, e come si può vedere a farla da padrone è Cortina d'Ampezzo, con la previsione per il 2024 di 2.200.000 euro, seguita da Levinallongo con 500.000, Falcade con 260, Auronzo di Cadore con 250.000, l'ultimo San Gregorio nelle Alpi con 2.300 euro. Autovelox spenti, il comune perde 250.000 euro, con la variazione ridotti gli importi delle sanzioni. L'assessore Gamba: abbiamo potenziato i capitoli del sociale e delle manutenzioni. Si è chiusa la vicenda contro il Ministero per l'ex caserma, arrivano 400.000 euro, notizia che interessa il capoluogo bellunese. Siamo a pagina 17, la procura ha concesso il nulla osta venerdì l'ultimo saluto a Micheletto. I funerali del quarantenne morto dopo l'Alpe del Nevegal si svolgeranno nella chiesa di Santo Stefano. Candeago sta un po' meglio, l'altro ragazzo che è stato interessato in questo incidente che purtroppo ha provocato una vittima. Parliamo appunto di Manuele Micheletto. Siamo a pagina 18, fondi di confine per la pista da bob, Belluno si smarca, decidono gli altri. Bocciato l'ordine del giorno, il sindaco Aspettiamo Bettioli insorge, il capoluogo non può lavarsene le mani. Notizia anche in questo caso trovata nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo con Feltre, code chilometriche a Ponte Busche, qualche camionista forza il blocco, altra notizia trovata sempre sul Gazzettino di Belluno. Ma da Feltre abbiamo anche il pressing del comune per il Trillo a Canal. L'amministrazione chiede a Dolomiti Bus di servire la frazione, si punta a veicoli più piccoli, ma l'azienda vuole una rotatoria. Associazione Tilt, defibrillatore donato al CAI per gli escursionisti in gita, bella notizia che interessa sempre il comune di Feltre. E sempre da Feltre un fatto di cronaca giudiziaria: maltratta la madre, ora scatta il braccialetto. L'indagato sta vessando da anni la donna e sono i vicini a chiamare i carabinieri, il GIP l'ha anche allontanato da casa. Reset Festival formula vincente tra musica e divertimento, grande successo per la manifestazione conclusa domenica a Fener. E continuiamo con pagina 23, sempre dal Feltrino: Tollardo, lo studio sul Vanoi, manca l'analisi su 2 versanti. Il geologo lamonese è da sempre contrario al progetto del Consorzio Brenta, ci dicano se le pareti sono stabili.
Il mondo dell'arte piange Renato Scartono, fu anche delegato della FIM alla Zanussi, l'articolo a firma di Paola Dallanese, sempre da Borgo Valbelluna, fondi freschi dai dividendi BIM, il sindaco Cesa previste nuove opere. Notizie anche da Sospirolo, sono attivi 5 nuovi dissuasori, il comune investe 33.000 euro. Limana, trasporto scolastico, deserto il bando triennale, il sindaco Michele Talo è preoccupato, stiamo valutando con gli uffici il modo per garantire il servizio a settembre. Alpago 8 infopoint turistici negli esercizi della Conca per comunicare meglio e ancora dall'Alpago messa a disposizione la legna da ardere per chi è in difficoltà, iniziativa dei comuni di Alpago e di Tambre. Passiamo in Agordino, da settembre anche l'asilo passerà ad Agordo Servizi, lo ha assicurato il sindaco del comune di Agordo Chissalè nella seduta di lunedì rispondendo a Deola. Tempi tecnici lenti per spostare l'area camper da Valcozzena a Tamonic. Val di Zoldo cade a Pecola, anziano villeggiante all'ospedale, e sempre dalla Val di Zoldo altra notizia di spalle, domani si riunisce il consiglio comunale. A Gordino filo ladine, 70 parole ladine digitalizzate dal museo Dolom. Rocca Pietro e oggi alle 12 si inaugura il nuovo percorso dei serrai di Sottoguda. La sanità ad Oronzo, l'US numero 1, vogliamo riaprire Alcologia, pronta alla collaborazione con l'Università di Padova. Per loro è importante poter contare su una struttura in quota. Questa attività è fondamentale, al quarto piano è già tutto pronto. E sempre da Auronzo, l'ospedale di comunità ha 21 posti letto a servizio del Cadore, sono già tutti occupati. Presentati i numeri e gli obiettivi di questa tipologia di servizio, in provincia spazio per 85 persone, più del doppio del limite di legge. Cortina, verso le Olimpiadi 2026, vertici Simico in missione a Parigi per fare i giochi invernali più belli. Il commissario Saldini ha visitato il villaggio olimpico e le sedi di gare, ora il CIO è al nostro fianco. Sempre da Oronzo, notizia trovata nell'edizione del Gazzettino di Belluno, e ancora per quanto riguarda i soccorsi alpini, super lavoro per Falco, molte le missioni tra Cortina e il Comelico. Pellegrinaggio a Santiago per i malati di Parkinson, nuova camminata per il sindaco Marianna Offer con papà Alfonso e l'amica Michela Roffarè. Ogni giorno tappe di 25 km, raccoglierò fondi per aiutare l'associazione bellunese. Dalla rubrica Cultura e Società, l'anniversario, la conquista del K2, una storia italiana che interessa in questo caso anche la provincia di Belluno. Il 31 luglio 1954 Lino Lacedelli, Achille e Compagnoni giunsero in cima alla vetta. La montagna del mito e la spedizione sono descritte nel libro di Stefano Ardito dal titolo appunto K2, la montagna del mito. Il racconto del capo spedizione, le lacrime di Ardito Desio, l'urlo vittoria, vittoria, quella notte non dormì. L'ufficialità arrivò soltanto il 4 agosto via telegramma, da allora cambiò la storia dell'alpinismo mondiale. 2 pagine di approfondimento dedicato appunto al raggiungimento della vetta del K2 da parte di una missione italiana, e in questo caso anche ampezzana. Passiamo alla rubrica Giorno e Notte, 50 anni cantati al Coro per Alba, il concerto per il compleanno è sabato, l'evento è in programma per le 18 nella chiesa parrocchiale di Campolongo di Cadore, Doriguzzi, avremo degli ospiti. Gli spazi del suono al Museo dell'Occhiale, siamo a Pieve di Cadore e ancora mostra a San Vito di Cadore, ritratti insieme a poesie per raccontare 24 donne. E passiamo adesso allo sport bellunese, calcio di Serie D, il ginocchio del portiere Lazzar fa preoccupare la Dolomiti. Mercato, il giovane Zanolla approda al Borgo col Paccio Ronzo con Doruguzzi, notizia sempre che interessa il calcio bellunese. Rugby, Serie B, Feltre, 4 rinforzi per puntare ai primi posti. I Granata annunciano gli arrivi di Ciabane, Ionut e Ramirez, torna Di Fiore, la società si rammarica però per gli addii di Dalla Rosa e di Cerchiaro. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo all'inizio generalmente sereno, poi in pianura da poco a parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone pedemontane, in montagna da parzialmente e regolarmente nuvoloso. Precipitazioni all'inizio assenti, dalle ore centrali in poi probabili fenomeni anche a carattere di rovescio temporale sulle zone montane. Ed è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno, e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornate in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.